Parole ma fatti, accanto a me Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto. Oggi parliamo di bambini, che è un'iniziativa che ha varato l'assessore e inizialmente nel 2010, quando ha cominciato a fare l'assessore, ha coinvolto un centinaio di bambini e adesso sono davvero tantissimi, 10.000. Sì, è stata una sorpresa anche per noi, perché ovviamente bisogna ringraziare l'Istituto Scolastico Regionale, la Protezione Civile, tutti quelli che ovviamente hanno collaborato a questa idea. L'idea era quella di sensibilizzare rispetto alla biodiversità in generale, che è un tema importante a livello comunitario, ma anche alla protezione della natura, dell'ambiente, quindi educare attraverso su questi temi, educare i bambini. L'idea era quella di farli diventare loro tutori, diciamo, della legge dell'ambiente, della natura, e siamo partiti con piccole cose, proponendoli di portare e vivere una nottata, anche 2 giorni sul parco. Abbiamo portato in Cansiglio 250 ragazzini, è stato un successo, con tanto di marchio guardiani della natura, quindi rappresentanti della legge, ovviamente in senso metaforico, guardiani della natura, quindi dell'ambiente. I bambini si sono particolarmente sentiti orgogliosi? Orgogliosi, sono rimasti entusiasti e c'è stata un'esplosione. Ad oggi ci sono più o meno 10.000 bambini che hanno espresso la volontà di poter diventare guardiani della natura, 350 classi, scuole, centinaia di scuole, quindi è stata un'iniziativa importante, quindi la proseguiremo sicuramente nel prossimo anno. In primavera porteremo circa 1.600 bambini in un parco naturale del Veneto, proprio per vivere questo momento e diventare loro stessi un po' guardiani della natura, che è l'idea secondo la quale i bambini possono essere protagonisti della tutela dell'ambiente e quindi indicare anche ai loro genitori, agli amici, esattamente come comportarsi, qual è la tutela, il valore della tutela dell'ambiente, del paesaggio, e ovviamente anche questo potrebbe essere in futuro un atto importante perché la sensibilità su questo tema sia sempre più spinta, e partendo ovviamente dalle scuole, dalle classi minori, si poteva essere più efficaci possibile. È stata un'esplosione e proseguiremo sicuramente nei prossimi anni. Vogliamo ricordare che il Veneto in questi 3 anni è riuscito anche a ottenere un riconoscimento da parte del patrimonio dell'UNESCO del Parco del Delta del Po. Sì, questo è la parte del Tizia. Primo in Italia, no? È il primo in Italia, uno dei pochi siti in Europa dove la parte del Tizia, del fiume, viene presa in considerazione come punto di riferimento della biodiversità. Noi ovviamente siamo orgogliosi, stiamo lavorando in maniera molto forte insieme all'Emilia Romagna, proprio perché vogliamo fare una cosa completa, ma questo darà la possibilità a chi abita in luogo di poter fregiarsi di un titolo importante che può spendere non solamente per l'orgoglio del paesaggio che rappresenta, ma anche economicamente, perché mi pare che sia anche un marchio importante di qualità. Grazie Franco Manzato, questa era l'ultima pillola delle nostre 10 che abbiamo dedicato al settore, e grazie per averci seguiti e buon proseguimento. Grazie a voi.